L'Alta Valdastico, ai confini tra le province di Vicenza e di Trento, si incunea tra i versanti orografici degli Altipiani Cimbri a sinistra e a destra dell'altopiano dei Fiorentini e di Folgaria. Il fondo valle della Valdastico è stretto tra scoscesi, pendii abitati da faggete che solo in alto, verso i 1400 metri, si allargano, ospitando pascoli e boschi di conifere. È su questi pendii che oggi vi portiamo. Buongiorno cari amici camminatori, pellegrini e viandanti. Oggi è mercoledì 8 aprile e siamo arrivati alla meta di questa nostra escursione con l'Andrea e con il Fabio. Siamo arrivati a Baita al Sole, fra Luca Trivellato, qui ai Fiorentini, e ci hanno accolto Luciano, Giuseppe e Diego, che con noi hanno condiviso un pranzetto frugale. Molto frugale. Molto frugale. Tutto bene? Sì. Benissimo.
Escursionisti contenti, Fabio, Andrea? Una giornata strepitosa, partiti da Lastebasse, 800-900 metri di dislivello, vero? Sì. Per arrivare qua, qui abbiamo trovato la neve adesso. Adesso concludiamo l'anello, ecco. Torniamo, sì, affamati, torniamo a casa. Poi torniamo giù a preparare la cena. Ok. Baita c'è ancora neve, C'è ancora neve qua su. Comunque è sempre un piacere, tenersi in contatto e grazie che ci seguite, alla prossima e grazie a voi amici che ci avete accolto qua. Buon cammino di vita! Ciao.
Fabio, allora il giro di oggi dove ci ha portato? È stato molto interessante perché partendo da Lastebasse, esattamente su questo punto, siamo risaliti per la valle longa, su in mezzo a una boscaglia, abbiamo risalito il baito soglio dell'Aspio e poi siamo saliti per la baita del sole a quota 1400 metri, per poi piano piano, sempre nell'altipiano di Fiorentini, all'albergo di Fiorentini. Dalla statale abbiamo fatto un pezzettino di strada e poi siamo scesi per il 569, abbastanza impervio anche questo, scesi fino a ritornare alla statale 350 che ci ha riportato nuovamente a Lastebasse presso la chiesa di San Marco. Un giro veramente molto impegnativo, però con 1000 metri di dislivello, e ci ha fatto compagnia anche il nostro Andrea. Siamo rimasti molto contenti, ecco. Certo. Bene Pellegrini, alla prossima. Ciao.